Un sequestro da 800 milioni di euro e riguarda il patrimonio del capostipite ormai deceduto, ma colpisce a cascata gli eredi di una delle più note famiglie di imprenditori palermitani, Rappa. Sono stati gli investigatori della DIA, coordinati dal direttore nazionale De Felice, dal capo centro di Palermo, a fare lo screening dei beni dei Rappa. Sotto sequestro sono finiti ville, edifici, terreni, l'emittente televisiva TRM, la concessionaria di pubblicità Publimed, le concessionarie di auto con sede a Isola delle Femmine e Catania, che commercializzano marchi di lusso come BMW, Mini e Jaguar. Gli eredi di Rappa sono stati invitati a comparire all'udienza del prossimo 12 giugno davanti al tribunale presieduto da Silvania Saguto. Si tratta di Filippo Rappa, figlio di Vincenzo, e dei nipoti Sergio, Vincenzo Corrado e Gabriele. Nessuna replica da parte loro, anche perché, si limita a dire l'avvocato di Raffaele Bonsignore, non siamo ancora in possesso del decreto di sequestro. Rappa Senior era stato condannato con sentenza definitiva a 4 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Come previsto dalla legge sulle misure di prevenzione, gli investigatori avevano 5 anni di tempo per estendere le indagini agli eredi, scadenza prevista proprio in questi giorni, ed è arrivato il provvedimento di sequestro deciso dal tribunale, che ha affidato amministrazione giudiziaria dei beni delle società che proseguono regolarmente l'attività all'amministratore Walter Virga. Secondo le accuse, Rappa Senior era la tipica figura dell'imprenditore in affari con Cosa Nostra, aveva seguito la metamorfosi della stessa organizzazione criminale. Rappa, quando si occupava ancora solo di edilizia, era uno dei tanti imprenditori costretti a pagare il pizzo. Poi, quando i boss capirono che col cemento si potevano fare soldi a palate, ecco che il costruttore nativo di Borgetto, come tanti altri, sarebbe diventato uno dei soggetti con cui fare il salto di qualità. La mafia voleva farsi imprenditrice, così Rappa, secondo l'accusa, divenne punto di riferimento per potenti famiglie mafiose come quelle della Noce, in particolare col capo mafia Raffaele Ganci, di Resuttana e dell'Acquasanta. A mediare i rapporti fu Ciccio Rappa, solo omonimo dell'imprenditore, storico boss di Borgetto. Quindi si aggiunsero pure le dichiarazioni dei pentiti Calogero Ganci, Giovanni Brusca, Francesco Paolo Anselmo e Salvatore Cancemi. In primo grado Rappa fu condannato per concorso esterno a 8 anni, che diventarono 4 in appello. La Cassazione rese definitiva la sentenza. All'indomani del sigillo dei supremi giudici sono iniziate le indagini sul patrimonio di Rappa. Gli agenti della DIA avrebbero ricostruito quello che nel provvedimento di sequestro viene descritto come un esercito di attività di impresa, che avrebbe beneficiato del rapporto preferenziale instaurato con Cosa Nostra. Tra i beni anche palazzi importanti e storici di Palermo, come la lussuosa residenza sita in via Libertà, meglio conosciuta come Villa Tagliavia, la struttura che ospita il TAR Sicilia, quella che ospita la sede del CNR a Palermo, Palazzo de Seta di Piazza Calza, numerosi terreni nel comune di Gratteri, oltre all'emittente televisiva, come detto, TRM, e l'agenzia pubblicitaria Publimed.